Romana di Hot Corner. Grazie, ben trovati a voi. Come stai? Come va? Che stai facendo in questo momento? Bene, in questo momento tante cose, alcune cose che non posso dire, altre invece che ci tengo a promuovere, tra virgolette, passami il termine, che è uno spettacolo a teatro che debutterà, anzi tornerà in teatro il 5, il 6 e il 7 maggio, che si chiama Nel Mezzo. In scena saremo io ed Emma Quartullo e lo portiamo all'interno della cornice Bei Ricordi per la rassegna Bei Ricordi e alla redazione. Scomodo, Spin Time, Roma. Bellissimo! Ma questa passione per il live, tu fai anche stand-up comedy, dove nasce? Ma io credo che sia abbastanza... Cioè, nel senso, lo so da dove nasce, so da dove viene, perché di recente i miei genitori mi hanno recuperato questo VHS di una recita a scuola materna in cui io non dico assolutamente niente, ma speech, blatero, hablo, non so come dirlo, vocalizzi davanti al microfono per un quarto d'ora. Quindi penso venga da quella cosa lì e ho cominciato a fare teatro a 8 anni, a giugno sono 21 anni che faccio teatro. Beh, non pochi. E qualche tuo riferimento in merito? Vabbè, penso tipo alla stand-up comedy, o Woody Allen delle origini. Gervais, diciamo, è più hardcore, il più stand up proprio, nel senso, cioè l'idea di raccontarsi e raccontare eh, tutte quelle che sono le problematiche, no, sociali, psicologiche, umane e secondo me questa cosa qui introduce a maggior ragione, cioè, guarda che collegamento che ti ho fatto, la commedia all'italiana, perché è proprio questo, cioè più che raccontare vizi e virtù, ma raccontare i veri, come si dice, malesseri di una società o di una generazione o di rapporti sociali. Parlando della commedia all'italiana, te hai qualche film del cuore? Cosa pensi in generale della storia della commedia nel nostro paese, nel cinema? Ma io penso che la commedia, inteso proprio come genere ampio, no, sia per me molto importante. Nella mia formazione la commedia è stata ed è mia compagna da sempre, vengo da un'esperienza di teatro vernacolare, della commedia popolare e la commedia in Italia secondo me è sempre stata storica sotto tutti i punti di vista, dalla commedia dei Burattini, no? Per finire poi alla commedia di De Filippo, di Scarpetta, eccetera, eccetera. E per me uno dei miei 5 film, no, che io mi porterò nella tomba è Amici miei, che probabilmente, se non l'ultimo, uno degli ultimi film della commedia all'italiana e dei grandi autori di questo genere. Assolutamente, ma stavo pensando che la commedia in Italia storicamente è stata anche molto regionale, no? Più che commedia, scusami, la comicità. Cioè stata la comicità romana, siciliana, la comicità del nord, quella campana. Secondo te, come si fa a renderla e quali sono stati magari dei riferimenti di comicità nazionale un po' più universali? Ma io penso che la chiave sia proprio la lettura inversa della tua domanda, cioè che la verità sta in quello che ognuno racconta, non nella propria verità. Perciò io penso che l'universalità stia nella mia verità. Scusate la complicazione di questa frase, però ne sono più che convinto, se tu ti racconti per quello che sei ed essendo sincero e onesto della tua crudeltà, no? Della tua verità, questa sia riconoscibile in qualsiasi, come si dice, latitudine nel mondo. Poi che tu la parli, la metta in piedi in siciliano, romano, veneto, brasiliano, inglese, poco importa, ecco. Ma la tua verità, se è una verità, allora è assimilabile ovunque, in quel contesto storico e quindi in quell'epoca. Magari in una... cioè si può utilizzare un'epoca per raccontare una verità, ma a quel punto probabilmente alcuni poi riferimenti anche di valori in termini più intrinsechi cambino. E qual è stata la prima commedia che hai visto, se te la ricordi?
La prima commedia che ho visto, è una bella domanda. Non penso di averla vista al cinema, ma penso di averla vista a teatro, su questo ne sono certo. La prima commedia che mi ricordo si chiama, ehm, è una commedia in vernacolo che si chiama Amuri Rifrati, che vuol dire amore di fratello, ed è una commedia all'italiana in vernacolo popolare siciliano in cui si racconta l'amore di un fratello nella protezione della propria sorella che cerca marito e quindi tutto quello che, tutte le dinamiche e le difficoltà del caso, ambientata penso nell'epoca fascista di autore ragusano che si chiama Renato Fidone, vabbè così. Sei snocciolato così. Perché, ma no, perché ci tiene che è un mio caro, insomma è stato un mio mentore, uno dei miei tanti mentori. Senti, se invece ti chiedo di comicità romana, che cosa mi dici? Beh, Dovresti grazie per la domanda. Ma comicità romana sicuramente mi viene da pensare al Belli, a Gioacchino Belli, emblematica, una sua battuta che pochi sanno che è sua, per invece la citazione cinematografica che l'ha fatta passare, la battuta è perché io so io e voi non siete un cazzo. E che Chi l'ha fatto passare? questa grande battuta l'ha fatta passare l'intramontabile, enorme, infinito Alberto Sordi in Il Marchese del Grillo di Mario Monicelli, che secondo me veramente rappresenta la commedia all'italiana più di altri, dal mio punto di vista. Sì, assolutamente. È un personaggio incredibile quello del Marchese del Grillo, che fa questi scherzi anche un po' forti, per esempio quello a Ronny Piperno. Ma guarda, ieri sera l'ho rivisto piacevolmente, anche giusto per essere così più fresco, più vivido il ricordo, no, del film. Io ricordavo quella scena lì e mi ha sempre molto fatto ridere, l'ho sempre anche replicata in contesti così conviviali, in amicizia, e non avevo mai riflettuto su una cosa fondamentale che secondo me era la qualità della penna di Monicelli, cioè quella di farti ridere senza farti rendere conto che ti sta mettendo davanti a qualcosa di veramente terrificante. Come in Amici miei fa con lo stupro della figlia del Mascetti, lì fa con come si dice, un atto antisemita, no? Enorme. Ma si auto poi corregge nella scena dopo quando il Papa va dal Papa a farsi perdonare, dice, che tra l'altro grandissimo Paolo Stoppa, fa lì a farsi perdonare e a dire io in realtà vengo qui perché è morta la giustizia. E tanto era potente, no, il fatto che lui fosse il figliastro comunque protetto dalla pontefice, esatto, nella Roma papalina, e invece l'ho trovato illuminante, geniale. Ma questo Monicelli lo fa in tutti i suoi film, ecco, raccontare personaggi crudeli per certi versi sotto forma di scherzo, che poi è anche, no, la dinamica forse del bullo, cioè un personaggio molto simile per esempio potrebbe essere Bart Simpson, no? Cioè quel personaggio che sta a metà, non è malvagio, non è cattivo, non è un debole, non è un vigliacco, però all'occasione può essere bullo con i deboli, ma può essere anche servile, no? O bullizzato dal più forte. E il Marchese del Grillo in questo è proprio centrale, come se fosse proprio un ago della bilancia, dove riesce con la propria dialettica, il proprio carattere a stare sempre in piedi in tutti i contesti che gli si mettono davanti, insomma, che gli si propongono. Assolutamente. Poi un film del 1981 che ancora oggi fa ridere come allora. Ma guarda, sì, e penso, aggiungo che la cosa raccapricciante, parlando sempre di Sordi, una commedia che ho rivisto di recente che è Il Vedovo del 50, 59. cioè è completamente attuale. Ora, la domanda è una che mi sorge spontanea ed è: la società non è cambiata in questi 70 anni? Oppure cioè l'arte di questa scrittura, di questa commedia, di questo racconto filmico in questo caso è così cristallizzata nel tempo perché appunto è un'opera d'arte, anche cioè, nel vero senso della parola, sia rimasta cristallizzata perché è opera d'arte, non per contesto sociale? Certo. Questa è la domanda che mi faccio. Beh, anche perché comunque Sordi interpreta dei personaggi, vabbè, il Marchese del Grillo
Camillo, appunto ambientato nella Roma papalina, ma penso appunto al vedovo, anche allo scapolo, dei personaggi maschili molto reali, molto realistici e probabilmente ancora attuali anche per quello. Ma non voglio forzare la mano in questo concetto, ma mi viene da dire che cioè, lui si racconta, è sempre Alberto Sordi, cioè tu riconosci sempre quel carattere, quella maschera, no? Che è riconducibile in tutti i suoi film, c'è un fil rouge che collega tutte le sue 140 opere, 160 opere più o meno che ha fatto. E lui lo riconosce sempre e quello che riconosce è la sua verità, non quello che dicevamo prima, quindi la sua veracità, la sua romanità, il suo modo di porsi e di muoversi nella sua Roma, a parte in pochissimi film dove non è a Roma, però insomma in quasi tutte le sue pellicole è a Roma e soprattutto in queste commedie dove viene portata in qualche misura all'esasperazione tutti i vezzi, i vizi di una società, di una città. A maggior ragione secondo me la commedia debba essere una lente di ingrandimento, no? In un presepe che in questo caso è Roma, o nel Vedovo che invece è Milano, ma è totalmente credibile e resta in piedi quella dinamica del parassita, del buon a nulla, no? Il Cretinetti di Franca Valeri, tra l'altro l'ho scoperto di recente, piccola digressione. E io una roba come tipo 12 anni fa vidi per puro caso, perché scaricato, non si scarica nei film, scaricato da mia sorella, Aspirante Vedovo, il remake. Esatto, quello con Littizzetto e Fabio De Luigi e tra l'altro girato, diretto da Massimo Venier, che io insomma adoro come regista per i suoi primi 4 film che insomma sono enormi. Ricordiamo, è il regista dei primi 4 film di Aldo, Giovanni e Giacomo, per chi non lo sapesse. Quindi hanno fatto questo. Però la forza dell'originale, ma questo non è ogni remake, a parte rarissimi casi come le cover, no, delle canzoni, cioè, l'originale è proprio più ritmo, cioè non so come dire, non so come esprimerlo in questo momento bene, non riesco a costruire una frase, però è proprio più vivo il film originale dal remake. E poi vi lancio una riflessione per cui probabilmente sarò linciato seduta stante da Livia. Io penso che, non so per quale motivo, ma Alberto Sordi probabilmente nella sua epoca, nella sua generazione, sia stato uno degli attori più sottovalutati. E se noi trasliamo questo concetto e questo pensiero a Fabio De Luigi nella nostra generazione, io adoro Fabio De Luigi, sono un grandissimo fan di Fabio De Luigi, tecnicamente, da attore, no? Da professionista, da mestierante. Ma Fabio De Luigi secondo me soffre in qualche misura della stessa sindrome e non è un caso, se vogliamo, che in qualche modo abbia fatto quel film lì ed è totalmente credibile nella sua emilianità. Racconta comunque una verità come Sordi e rende forte un personaggio. Ma quindi tu pensi che sia una questione legata al fare commedia, interpretare personaggi diciamo comici che ti penalizza, che ha penalizzato Sordi? No. Perché? Cioè, penso a Ugo Tognazzi, penso a Gassman, penso a Mastroianni che hanno però loro fatto. hanno fatto anche altro. Però hanno fatto gli stessi film, cioè su 8 film, su 10 film, 8 sono più o meno di commedia. Quindi qual è il motivo secondo te? Ma io penso che o il legame con alcuni autori, cioè paradossalmente Fellini è stato il padre e il creatore, no, dell'attore Sordi tanto quanto dell'attore Mastroianni, negli stessi anni. Ma la fortuna che ha avuto uno non ha avuto l'altra, in termini di critica cinematografica e di ricordo del cinema, no, e dell'attore di cinema. Non so qual è la verità o non so qual è una dinamica. Penso banalmente più a proprio una questione legata alla simpatia e all'antipatia legata al personaggio, ma proprio al personaggio pubblico magari più che al performer, perché io penso all'interpretazione di
sordi nei mostri, quando fa il viandante notturno, è un monologo di 15 minuti che vi consiglio di vedere, che è gigante e non ha niente di... cioè, lì, anche lì ritorna Monicelli, il comico raccontato sotto forma di drammatico, cioè un grandissimo momento di dolore, di tragedia, che però risulta comico, come la scena di Aronna Piperne, cioè qualcosa di terrificante, ma tu di quello ridi e non ti poni neanche il giudizio, cioè il politically correct, no? È quella roba lì. Ma che serve se io non posso ridere della mia disgrazia? Charlie Chaplin rideva delle cadute, no? È vero. E invece per esempio lo scapolo, il 55, Pietrangeli con anche Nino Manfredi. Ma Nino Manfredi è incredibile, cioè quel cameo, perché è proprio un cameo, cioè è una scena, un long take, un piano sequenza dal bar alla chiesa e scompare. Ma a parte una grande sorpresa perché non lo sapevo, tra l'altro è un film che io non avevo visto, quindi grazie per questa occasione. Sul Film Clip vi consiglio di andare a vedere la pagina Film Clip su YouTube che è pazzesca. Film bellissimo, anche quello. Cioè, se avessi avuto un'occasione di restauro a livello proprio di immagine, di fotografia, perché chiaramente negli anni nella digitalizzazione si è persa qualcosa, no? In qualità di fotografia, di immagini, ma anche lì è un film che non annoia, un film che è totalmente attuale, che è totalmente credibile, che è totalmente figlio della nostra contemporaneità, con tutte le dinamiche che ha una grande città, il sogno della grande città da chi viene dalla provincia, l'idea che Roma è il centro del mondo come Milano per il Vedovo o come il Marchese del Grillo, cioè proprio il centro del mondo Roma in quel momento lì, in quel contesto. E questo personaggio che si districa in questa Roma, forse l'inizio di un racconto, no, di Roma di Via Veneto, no, di quella Roma lì dei paparazzi, di quella Roma mondana, che c'è molto nello scapolo. E non lo so oggi con l'idea di patriarcato e matriarcato lo scapolo quanto potrebbe essere accettato, ma proprio in un contesto, no, sociale e di pubblico, ma probabilmente ci sarebbero delle produzioni che lo farebbero a mani basse, lo farebbero uscire come commedia di Natale, ma cioè, nel senso, film già visto e rivisto. Però è un gran film, insomma. Poi c'è anche Virnalisi, Sandra Milo, un Sandra cast Melo, un incredibile. casting, ma sì, ma anche Aveninchi, no, scusa, Bice Valori, grandi attrici, insomma, un cast veramente pazzesco. Trovo però, ecco, quello che mi sorprende, ma che già sapevo, perché insomma questa è una mia indole, o quantomeno il mio feticismo, la commedia all'italiana, il cinema italiano, sono un grande fan da sempre, come questi scritti, almeno dal mio punto di vista, siano totalmente sempre forti, sempre validi. Cioè quella scrittura lì di Risi, di Pietrangeli, di Zampa e altri, come qual era il medico della mutua che era di Zampa, insomma una scrittura sempre fresca e questo però penso sia figlio di una generazione di grandi autori che forse è quello che io almeno personalmente un po' rimpiango. E secondo te oggi la commedia italiana è in salute? No. Quali sono gli antidoti a questa situazione? Questa è una bella domanda, perché se penso al fatto che facciamo record di incassi con le commedie che compriamo dalla Francia, a parte Perfetti Sconosciuti degli ultimi anni, insomma, non lo so, qualche altra commedia, veramente sono pochissime negli ultimi 20 anni le commedie che hanno questa forza, tipo Perfetti Sconosciuti, veramente non me ne viene altro, ragazzi. Sì, vabbè. Ecco, Zalone, fenomeno Zalone, parliamone, grazie per 20 minuti, cioè, no scherzo, se no cercherò di essere breve, però Zalone a mio modo di vedere, se dovessi fare un paragone con quegli anni, quegli autori e quel racconto lì, è il nuovo Paolo Villaggio, no? Cioè quel racconto lì e riesce a farlo in maniera molto alta e poi in più riesce a fare botteghino, chapeau. Però l'antidoto di questa commedia è che secondo me, e questo ne parlo tantissimo con colleghi, autori, secondo me dobbiamo ritornare a parlare di noi stessi
e delle nostre disgrazie. Ci siamo dimenticati di raccontarci, ci siamo dimenticati che bisogna prendersi in giro. Cioè, leggo nei miei coetanei, anche, cioè, no, soprattutto anche nella gente che non fa cinema, grazie a Dio, che mi impegno a frequentare per avere un occhio surreale, che ci si prende molto sul serio. E questo secondo me è una grande malattia dei miei coetanei, della nostra generazione. Ci si prende molto sul serio perché dobbiamo sopperire al fatto che la generazione dei nostri nonni è stata una generazione del boom economico, che è stata la generazione che ha fatto l'Italia quella che ricordiamo e che amiamo. La generazione dei nostri genitori è la generazione che che si è sperazzato, no? Si è speso tutto quello loro lì, e noi ci dobbiamo prendere sul serio, altrimenti non riusciamo ad arrivare da nessuna parte. Però forse potrebbe essere una chiave di lettura come antidoto sia per noi che per il cinema e per la commedia, ritornare a fare la commedia all'italiana, cioè prenderci in giro, riderci addosso di tutti quelli che sono i nostri problemi, e ne abbiamo dei problemi. Quanti? Senti, se potessi scegliere di interpretare un personaggio di una commedia all'italiana del passato, quale sarebbe? Ma allora, se devo pensare ad Alberto Sordi, forse penserei allo Scapolo. Se devo pensare, cioè se devo esulare questo pensiero ad Alberto Sordi, io penso o ad Amici miei, che ecco, cioè, tra l'altro di recente ho parlato con un mio amico, dico, cioè, rifacciamo quella roba lì, cioè riraccontiamo mi piacerebbe fare qualcosa che potesse essere vicino a quel tipo di racconto e di atmosfera, quindi Amici miei sarebbe. E sì, Amici miei. Magari ti vedremo nel prossimo futuro in qualche commedia. Ma guarda, faccio solo drammi, ragazzi, registi, sceneggiatori, fatemi fare la commedia. Qua sono drammi, da 5 anni fa tutti i drammi, la gente muore, gente si spara, ma perché? Ridiamo un po', scherzo. Tipo Beppe Fiorello, poverino, che lo fanno sempre morire. Beppe Fiorello, che lui muore, ma lui secondo me ci gode. Non vuole morire. Una cosa del genere la diceva pure, non che i suoi personaggi muoiono, però Stefano Accorsi ci ha detto un po' di tempo fa, perché ha appena recitato. E certo, con Fabio tra l'altro. E diceva che lui se ne moriva dalla voglia di fare una commedia. Ma perché se ne fanno poche, la verità è che se ne fanno veramente poche, a parte pochi casi insomma di Siani, di grandi insomma mattatori della commedia del cinema italiano di oggi, se ne fanno veramente poche, anche la televisione, cioè a parte LOL, ma le serie comiche, Verdone, ma poi... Cioè, parliamo di Verdone, va bene. Insomma, io ho finito di fare una serie drammaticissima, finalmente mi hanno fatto fare il cattivo e non muoio, però non è una commedia. Vabbè, qui dopo questo appello ai registi... Mi raccomando, chiamatemi al numero sotto impressione, 899, no, scherzo. A questo punto l'ultima domanda che ti faccio, nostra di rito, se domani squillasse il tuo telefono e fosse un regista o una regista famosa, insomma, anche non famosa, chi vorresti che fosse? Queste sono le domande trabocchetta alla quale io non posso che rispondere chiunque, l'importante è che mi chiamino. Grazie Giovanni. Grazie a voi ragazzi.